per fare un olio di altissima qualità sono vari passaggi. Si parte dalla materia prima, cioè quindi dall'oliva. L'oliva deve essere raccolta e molita massimo entro le 24 ore. Quindi diciamo un'azienda che ha il frantoio di proprietà, diciamo, è l'ideale, perché il frantoio è proprio. E poi ecco, bisogna la molitura deve essere fatta con i migliori macchinari, con estrazione a freddo, e poi l'olio dopo circa 15-20 giorni che viene fatto deve essere filtrato e stoccato in serbatoio sotto azoto e poi in imbottigliato sotto azoto. Quindi i locali devono essere tutti climatizzati, quindi sono tutti piccoli particolari che possono fare un olio di alta qualità. Sono tanti piccoli particolari che uno, se li mette tutti insieme e presta la massima attenzione, riesce a fare un olio veramente eccezionale.